non hanno potuto festeggiarlo in maniera comunitaria, anche a quelle coppie di fidanzati che hanno dovuto rinviare il matrimonio, ma la gioia sarà più grande. Un secondo modo in cui il Signore si è reso presente in mezzo a noi in questo tempo: i bambini, i ragazzi, i giovani, che sono i vostri figli con i loro giochi, con il loro impegno davanti al video per seguire le lezioni da casa, con la loro capacità di adattarsi a volte con fatica a queste nuove condizioni di vita in casa. Loro, i vostri figli, ci hanno ricordato che c'è una nuova generazione che sta crescendo, che ci sta a cuore, che vogliamo educare, per i quali vogliamo impegnarci a loro servizio in famiglia, in parrocchia, con la scuola, col catechismo, con l'azione cattolica, con gli scout che sono tutti presenti a far servizio per voi oggi. E li educheremo finché saranno grandi, maturi.